Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli del nostro telegiornale. La procura di Gela accelera sull'inchiesta per la frana di Niscemi, effettuati i primi sopralluoghi sul campo, domani previste ricognizioni aeree in elicottero. Intanto i presidenti delle assemblee delle regioni d'Italia in riunione plenaria sul territorio del comune colpito. Agrigento cede un muro in città e una strada resta sospesa nel vuoto, allontanati i residenti che chiedono interventi urgenti. Palermo, paura ieri per la tentata rapina violenta, un compro oro, i banditi sparano e poi aggrediscono il titolare, finito in ospedale. Blitz dei carabinieri tra Trapani e Acicatena nel Catanese, sequestrati oltre 500 kg di esplosivi artigianali e arrestate 3 persone, 2 delle quali in Sicilia. L'inchiesta partita dall'Abruzzo scopre collegamenti con forniture dall'isola. Maltempo in Sicilia, allerta arancione a Messina con raffiche di vento fino a 100 km/h, situazione in peggioramento, la protezione civile invita alla massima cautela. Rientriamo in studio, parleremo anche dell'ottava di Sant'Agata, oggi peraltro in diretta su Telecolor e Antenna Sicilia, così come di un'ampia pagina dedicata al calcio. Ma intanto a Niscemi prosegue l'inchiesta della Procura di Gela sulla frana, riunione operativa oggi con magistrati, tecnici e forze dell'ordine, i primi sopralluoghi a terra e domani le ricognizioni in elicottero. Ma sentiamo Gerry Italia. Prosegue l'inchiesta per la frana di Niscemi. Questa mattina, poco prima delle 11, si è concluso in procura a Gela un briefing tecnico che segna una prima svolta nelle indagini. A coordinarle è il procuratore capo Salvatore Vella, insieme al pool di magistrati ed esperti impegnati a chiarire le cause del crollo e ad accertare eventuali responsabilità. Al vertice hanno partecipato anche 3 consulenti nominati dalla procura: Chiara Cappadonia, professoressa di geologia applicata, Edoardo Rotigliano, docente di geomorfologia, e Maurizio Gasparo Morticelli, esperto di geologia strutturale. Un team chiamato a ricostruire la dinamica dell'evento con rilievi scientifici e analisi approfondite. Già da oggi sono scattati i primi sopralluoghi sul campo. Le verifiche partono dalla valle sotto il coronamento della frana, il punto più delicato e stabile del fronte di scivolamento, dove polizia e vigili del fuoco stanno effettuando rilievi, misurazioni e campionamenti. Domani invece, meteo permettendo, l'indagine si muoverà dall'alto. Sono previste ricognizioni aeree in elicottero per mappare l'intera area colpita, valutare l'estensione del dissesto e individuare nuove criticità. L'obiettivo è capire se la frana fosse prevedibile e prevenibile e se vi siano state negligenze nella gestione del territorio. Un'inchiesta che punta a dare risposte rapide e chiare a una comunità ancora scossa, mentre l'attenzione resta alta su un territorio fragile e ad alto rischio idrogeologico. E adesso andiamo a Niscemi, dove i presidenti delle assemblee regionali del nostro paese si sono ritrovate e si ritrovano in assemblea plenaria, il tutto su invito del presidente dell'Arsa Gaetano Galvagno. Per noi a Niscemi c'è Luca Ciliberti. Luca, a te buongiorno. Buongiorno, con il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, alle mie spalle l'aula consiliare dove sono riuniti i presidenti dei consigli regionali. Sindaco, qui c'è tutta l'Italia, tra presenze e collegamento, insomma riflettori accesi ancora su Niscemi, è giusto non spegnerli. Lei ha parlato a tutti, ha detto che questa è una tragedia di cui tutta l'Italia si deve fare carico, addirittura ha detto qui si sarebbe potuta sfiorare anche un'altra tragedia quella sera. Sì, ho raccontato ai presidenti delle assemblee legislative regionali che qui sono presenti e ci hanno voluto onorare di questo, come dire, della loro presenza e della vicinanza, ma anche dell'attività che verrà messa in campo da tutti quanti. E ho raccontato che appena 12 ore prima in quell'area c'erano oltre 500 ragazzi che luogo della movida, e quindi poteva sfiorare la tragedia se soltanto l'evento, anziché alle ore 13, fosse accaduto alle ore 22-23 di sera. Quindi ho spiegato questo, ho richiamato la presenza di tutte le istituzioni ad oggi impegnate, quindi la conferenza dei presidenti come un tassello in un grande puzzle si va a riposizionare per dare una risposta a coloro i quali hanno perso la casa, a coloro i quali hanno perso
attraverso il lavoro alla ferita che questa comunità sta vivendo e che necessita di una risposta chiaramente certa nelle risorse e certa nei tempi, ma noi siamo molto fiduciosi e quindi stiamo lavorando giorno e notte per questo. Al di là di questa riunione, che non è solo un gesto di solidarietà ma produrrà anche un gesto concreto, abbiamo sentito anche Aurigemma che rappresenta tutti i presidenti di regione, quindi arriveranno anche degli aiuti economici concreti. Qui però c'è malumore, certo non aiuta quello che è successo ieri, cioè la decisione di non staccare, di non interrompere i tributi ai cittadini colpiti appunto da questa frana. Ma credo che il dibattito parlamentare sia in corso, noi stiamo intanto lavorando per l'assistenza alla popolazione, ieri il Presidente della Regione mi ha nominato soggetto attuatore e quindi da ieri sera siamo al lavoro anche per questa intanto risposta immediata. Certamente ci sarà ancora una seconda fase di decisioni che verranno adottate dal Governo nazionale, le stiamo seguendo, abbiamo dato i nostri rilievi perché ci sono stati puntualmente richiesti, io sono molto fiducioso. Restituiamo la linea allo studio da Niscemi mentre è ancora in corso l'assemblea con i presidenti delle assemblee regionali d'Italia. Grazie a Luca Ciliberti. Ribadiamo che anche le imprese di Niscemi, questo è il comunicato che arriva dalla regione siciliana, potranno accedere all'avviso della regione per i contributi straordinari per i danni causati dal ciclone Harry, dunque anche il comune di Niscemi. Ne parleremo naturalmente nei prossimi telegiornali. Intanto andiamo nell'Agrigentino, dove il dissesto è diventata emergenza. Un muro di contenimento è crollato e ha trascinato con sé parte della strada, lasciando un tratto di carreggiata sospeso nel vuoto. Le fondamenta delle case scoperte, le famiglie sono state allontanate appunto dalle loro abitazioni. Davide Sardo. Le immagini fanno paura. Un tratto di strada sospeso nel vuoto, il muro crollato, le fondamenta delle case completamente scoperte. Siamo in via Firenze, traversa di via Manzoni ad Agrigento. Qui il dissesto urbano è diventato emergenza. A fine gennaio il cedimento di un muro di contenimento ha trascinato con sé parte della carreggiata. Oggi resta una ferita profonda. Asfalto spezzato, terra franata, tubature piegate sotto il piano stradale. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno disposto lo sgombero dello stabile. Tutte le famiglie hanno lasciato le loro case. Il dissesto strutturale è stato accertato. L'area del crollo è stata transennata e chiusa al passaggio per motivi di sicurezza. I residenti però raccontano che il problema andava avanti da tempo. Infiltrazioni e perdite d'acqua avrebbero lentamente scavato sotto la strada fino a far cedere il terreno. Ora si chiede un intervento rapido e definitivo per mettere in sicurezza la zona ed evitare che questa ferita nel cuore della città possa trasformarsi in tragedia. Andiamo a Palermo, sono stati momenti di paura in corso dei 1000 per una tentata rapina a una gioielleria. Sentiamo Marco Gullà. Oggi questa gioielleria con prora è rimasta chiusa. C'è ancora paura per quanto successo. Siamo vicini piazza Torrelunga a Palermo e qui ieri pomeriggio c'è stata una tentata rapina con un colpo di pistola sparato da uno dei rapinatori che per fortuna non ha ferito il gioielliere, soccorso dai sanitari del 118 per i calci e i pugni ricevuti. Il commerciante, dopo che ha aperto la sala cinesca, è stato spinto dentro il negozio da 3 persone. Uno di loro aveva uno zaino giallo dello stesso tipo utilizzato dai rider. Il negoziante ha reagito ed è stato colpito mentre uno dei rapinatori ha sparato un colpo di pistola. L'inattesa reazione ha spiazzato i 3 che sono fuggiti via, portando via solo la chiave della cassaforte. Il gioielliere è stato portato all'ospedale civico. Le sue condizioni non sono gravi, ma è in stato di shock. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato Brancaccio che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Una donna che non vuole essere ripresa ci dice: qui ormai sta diventando un Far West. Io dopo le 16 non esco più di casa. Armi e materiale esplosivo arrivavano via Corriere, quanto scoperto dai carabinieri in Abruzzo, ma le indagini hanno portato alla scoperta di 2 laboratori a Trapani e nel Catanese, ad Acicatena. Sentiamo Laura Spanò.
Esplosivi ed armi vendute anche attraverso spedizioni affidate a corrieri inconsapevoli, quanto scoperto in un'operazione partita dall'Abruzzo e condotta dai carabinieri su scala nazionale e che ha interessato anche la Sicilia. Tra le persone finite in manette in fragranza di reato tra Trapani e Aci Catena. A Lenzi, frazione di Valderici, i militari dell'Arma del Comando Provinciale di Trapani hanno arrestato un quarantenne che utilizzava un vero e proprio laboratorio artigianale per la realizzazione di materiale altamente esplodente e una postazione informatica per la commercializzazione sul web. Rinvenuti e sequestrati ben 210 kg di materiale esplosivo altamente offensivo confezionato in 2108 ordigni. Ad Aci Catena i carabinieri di Aci Reale hanno arrestato un 39enne e un 37enne trovati in possesso all'interno di un garage di un vero e proprio magazzino di ordigni esplosivi artigianali ad elevatissimo potenziale offensivo, 307 kg in 780 manufatti micidiali. Questo conteneva l'arsenale. L'inchiesta trae origine dall'arresto nel 2023 a Penne, nel Pescarese, di un uomo trovato in possesso di 177 ordigni artigianali e oltre 15 kg di esplosivo, episodio da cui sono partiti gli approfondimenti investigativi. Ora si cerca di capire se quel materiale esplodente arrivava anche dalla Sicilia. Un piano studiato nei dettagli, messo in atto il giorno dopo il sopralluogo effettuato. 2 uomini di Lentini sono indagati per la rapina in banca a Mineo. Eva Spampinato. Un colpo preparato con freddezza, studiato passo dopo passo, è quello che, secondo i carabinieri, sarebbe stato messo a segno nell'agosto del 2024 alla filiale della Banca Agricola Popolare di Ragusa a Mineo. Oggi per quella rapina ci sono 2 indagati, un 37enne e un 33enne di Lentini. Il primo si sarebbe presentato il giorno prima della rapina, quasi in chiusura con occhiali scuri e berretto, chiedendo informazioni generiche per osservare l'ingresso e i movimenti all'interno della banca. Il giorno dopo è tornato in un momento senza clienti. Ha divelto un pannello in plexiglass e aggredito un dipendente, afferrandolo al collo e costringendolo ad accompagnarlo alle casseforti. Forzata la porta a bussola, ha fatto entrare il complice con il volto coperto. Portati via poco più di 1.000 euro e un portafoglio dell'impiegato. I 2 sono fuggiti con un terzo uomo, che ancora non è stato rintracciato, a bordo di un'auto con targa falsa. Fondamentali per le indagini le telecamere di videosorveglianza del paese. La situazione maltempo in Sicilia, andiamo subito nella parte tirrenica dell'isola, anche se il peggioramento è previsto per le prossime ore. Intanto c'è allerta gialla nel resto dell'isola, arancione sul Messinese. Le scuole in molti luoghi sono chiuse, ma ci dice tutto Francesco Triolo. Il peggioramento è atteso per le prossime ore. L'ondata di maltempo che sta investendo la Sicilia arriverà sul Messinese, dove oggi è stata segnalata l'allerta arancione, tra la serata e la mattinata di domani, ma intanto sono state attivate tutte le precauzioni del caso da parte dei vari comuni. A Messina questa mattina la situazione era questa: un vento impercettibile quasi a segnalare la calma prima della tempesta. Il sindaco ha comunque chiuso ville comunali e cimiteri e attivato il COC in previsione dell'aumento della velocità del vento previsto anche sino a 90-100 km/h. Proprio per questo verrà deciso nelle prossime ore se chiudere domani le scuole, che invece oggi sono rimaste aperte nel capoluogo, ma chiuse nella zona tirrenica da Milazzo a Barcellona, Pozzo di Gotto, Tessina a Villafranca. Scuole chiuse anche a Trapani e Palermo. L'ordinanza nel capoluogo disposta dal sindaco Roberto Lagalla è stata assunta in via precauzionale nonostante il livello di allerta gialla diramato dalla Protezione Civile. I bollettini meteo infatti prevedono forti raffiche di vento che potrebbero superare i 95 km/h. Allerta meteo gialla anche a Caltanissetta, anche lì chiusi al pubblico cimitero, impianti sportivi, ville e parchi giochi. Il Dipartimento di Protezione Civile regionale ha diramato una serie di raccomandazioni chiare per la popolazione: evitare le zone costiere, niente passeggiate sui moli e scogliere, nessuna attività marittima e mettere in sicurezza barche e attrezzature nelle aree esposte, ed è fortemente consigliato limitare al massimo gli spostamenti non necessari. A Catania come sarà il lungomare dopo il ciclone Harry? Ci sono alcuni punti fermi, non ci sarà più il solarium a Ognina, mentre la famosa voragine di Piazza Tricolore potrebbe essere rinaturalizzata. Ma sentiamo Tonino De Mana.
Il ciclone Harry e la forza distruttrice della natura stravolgono il lungomare di Catania, destinato negli anni a cambiare totalmente aspetto. Una cosa è certa, dalle ultime riunioni e dai rilievi geologici effettuati anche dall'Università di Catania ci sarà meno cemento. La conferma arriva dal sindaco trentino intervenuto al Focus di Sicilia 24 rispondendo direttamente ad un telespettatore. Sindaco, buongiorno. Non crede che il ciclone sia un'occasione inaspettata per riconsegnare porzioni di costa alla città? Penso ad Ognina, a Piazza Europa. È assolutamente quel che ci stiamo chiedendo. Abbiamo avuto una lunga riunione perché noi intanto stiamo firmando la delibera, o meglio stiamo approvando la delibera con cui firmeremo la convenzione con il Dipartimento di Geologia dell'Università per verificare attraverso il georadar quale sia la reale condizione della costa e soprattutto dei manufatti. In queste immagini quasi da Amarcord, il solarium del nautico ad Ognina, filmato dell'estate scorsa, è destinato a restare nell'album dei ricordi, visto che probabilmente non lo rivedremo più. Di sicuro non ci sarà per l'estate 2026. Quest'anno avremo difficoltà, noi certamente il solarium di fronte al nautico non lo potremo fare perché è completamente cambiata la conformazione della costa. E la famosa voragine di Piazza Tricolore al momento è transennata ed off limits ai curiosi, presto potrebbe tornare al naturale. C'è la voragine di Piazza Tricolore, abbiamo visto che sotto c'è una spiaggetta naturale, quindi se noi eliminiamo tutto quanto il cemento, dobbiamo vedere se riusciamo anche a costituire una discesa, una passerella per poter condurre nella spiaggia. Capitolo solarium saranno due, uno a Piazza Europa e l'altro a San Giovanni Licuti. Adesso una pausa, torneremo tra poco per parlarvi dell'8ª. Oggi ricorre infatti l'8ª di Sant'Agata. Devoti già in fila perché oggi è l'8ª della festa di Sant'Agata. Noi seguiremo la messa e la processione su Telecolor Antenna Sicilia e Sicilia Web. Giusy Lazzara. Ritorna ai suoi devoti anche se per un giorno. Oggi l'8ª delle celebrazioni di Sant'Agata a Catania. In cattedrale c'è la fila davanti alla cameretta, in tanti si accostano alle reliquie. C'è chi porta anche un omaggio floreale. Gli avevo promessa e di conseguenza oggi ho adempiuto. Ce la sento dentro, la sento come tutti noi. Quest'anno è il 900° anniversario del rientro delle reliquie e si celebra il Giubileo agatino, il primo bilancio del parroco della Basilica Cattedrale. Abbiamo parlato troppo e anche male della festa di Sant'Agata, abbiamo dato troppa importanza alle corde, alle stanghe, alle cose della festa di Sant'Agata e abbiamo dato molta poca importanza alla testimonianza di Sant'Agata. Il soggetto della festa è Sant'Agata e mi permettete di utilizzare un'espressione, e no i carusi che sanno a divettere. Non le mandi a dire il capovara Claudio Consoli sui ritardi della processione e la gestione dei cordoni. È stata una processione vergognosa. Ora io non voglio fare tutta l'erba un fascio, però bisogna capire una cosa, c'è un cordone che sta andando alla deriva. Io sono sceso 2 volte e me ne sono andato nel cordone rimproverando i devoti, perché io ho detto scusate mi fate suonare in quella maniera, cioè a parte che non è dignitoso, ma poi bisogna tirare. Nel frattempo ho buttato fuori un po' di persone che ho trovato là che bivaccavano senza sacco, perché si è ripreso a camminare. Ma questo è arrivato fino a Piazza Iolanda, perché poi dopo Piazza Iolanda la via Umberto siamo riusciti a farla in 5 ore. Apposta su questa parete della cattedrale la lapide che fissa nel marmo lo storico evento dell'esposizione congiunta dei corpi di Sant'Agata e Santa Lucia. L'iscrizione ricorda il pellegrinaggio delle spoglie di Santa Lucia da Venezia a Catania, avvenuto all'alba dell'anno giubilare, grazie alla patriarca di Venezia Francesco Moraglia, oggi presente, e alla collaborazione tra le diocesi di Catania e Siracusa. La nostra diretta dalle 19 a reti unificate tra Telecolor, Antenna Sicilia e Sicilia Web. E continueremo a parlare proprio di questo argomento dopo il telegiornale. Ospiti di oggi del nostro Focus, ospiti di Adelaide Barbagallo, alcuni devoti che testimonieranno la fede e la devozione per la martire catanese. L'appuntamento dalle 14.30 su Telecolor, ma anche in streaming sull'app Sicilia Web. Potrete inviare i vostri messaggi di testo al nostro 342 7455 005. Ma oggi è anche giovedì grasso, dunque parliamo di carnevale in Sicilia. Lo facciamo con Emanuela Corsi.
Con il giovedì grasso entra nel vivo la festa più colorata e vivace dell'anno. In Sicilia la tradizione del carnevale spopola in diversi comuni dell'isola con spettacoli, sfilate di carri e maschere. Quest'anno è il 12 febbraio, la data d'inizio della fase più intensa e vivace. Questa giornata dà il via ufficiale alla cosiddetta settimana grassa, un periodo di festa, colori e tradizioni che precede il martedì, con il clou dei festeggiamenti che chiudono anche le celebrazioni carnevalesche. Il nome grasso non è casuale, indica la possibilità di consumare cibi ricchi e abbondanti prima dell'inizio della Quaresima, quando si osserva invece un periodo di digiuno e penitenza che precede la Pasqua. In molte città siciliane le celebrazioni sono iniziate già nelle settimane precedenti, con eventi, spettacoli e attività per tutte le età. Qui siamo nel catanese, a Mister Bianco, dove il carnevale, con i suoi costumi più belli di Sicilia, non è soltanto uno dei più longevi e celebri dell'isola, ma rappresenta anche un patrimonio inestimabile riconosciuto a livello nazionale. La realizzazione degli abiti richiede mesi di lavoro, minuziosa ricerca e fantasia. Storie che si intrecciano tra i merletti e giochi di colori dipingono i tessuti. Queste opere d'arte possono anche pesare oltre 40 kg. A Sciacca, nel Agrigentino, il maltempo e soprattutto il forte vento ha modificato il programma. Le sfilate dei carri allegorici sono state posticipate di una settimana a partire dal 20 febbraio. Il Carnevale di Sciacca è uno dei più importanti d'Italia, annoverato tra i carnevali storici dal Ministero per i Beni e Attività Culturali. Un'altra pausa e subito dopo il calcio. E siamo al calcio. Il riscatto del Catania passa da un doppio derby sabato a Siracusa, mercoledì al Massimino contro il Trapani. Sentiamo il servizio di Sergio Colosi. Il Catania non si arrende e rilancia la sfida al Benevento, giochi ancora aperti per la promozione diretta. Tra Sorrento e Cerignola i rossazzurri hanno perso 5 punti, ma nessuno è disposto ad alzare bandiera bianca. Sono 8 le lunghezze di distanza che potrebbero ridursi a 5 dopo il recupero di mercoledì prossimo al Massimino contro il Trapani. Prima ancora la squadra di Toscano disputerà un altro derby, sabato al De Simone con il Siracusa. A marzo gli scontri diretti che coinvolgeranno anche la Salernitana terza, staccata dalla lotta al vertice. Ci sono margini per una rimonta. Il Catania dovrà guardare anche i risultati di un Benevento che macina vittorie nel finale contro la Cavese e in pieno recupero contro Atalanta Under 23 e Picerno. Con 12 partite da giocare, 13 per il Catania, il cammino è ancora lungo e può aprire nuovi scenari. È indispensabile però, arbitraggi a parte, alzare l'asticella delle prestazioni rispetto alle ultime 2 giornate che fin qui hanno fatto la differenza. Allenamenti di mattina in vista della trasferta di Siracusa, dove mancheranno Lunetta espulsa a fine gara e Corbari diffidato e ammonito contro i pugliesi. Miceli torna disponibile al centro della difesa, possibile convocazione per Di Tacchio. Alla Serie B dunque con il Palermo sabato al Barbera arriva Lentella. Nonostante il 12° risultato utile consecutivo, il Palermo è sempre quarto, ma ha comunque accorciato verso il primo posto che adesso è distante 5 punti. 4 invece i punti che separano il rosanero dal secondo posto occupato dal Frosinone, ieri Corsaro ad Avellino. Insomma, il pari di Marassi adesso ha fornito una chiave positiva. Il percorso del rosanero si compone di 7 vittorie e 5 pareggi, una marcia iniziata 12 giornate fa nella trasferta contro Lentella. Per uno scherzo del calendario, la serie utile verrà messa alla prova sabato prossimo al Barbera proprio contro la formazione ligure. Inzaghi potrà contare su Jonsen, giocatore che è già entrato nel cuore dei tifosi rosanero. Hai una grande società, una grande città. E io ho venuto qua per trovare continuità perché non ho giocato tanto questo anno. Ho parlato con il mister, con tutti qua e mi trovo bene qua, per questo sono venuto qua. Sabato alle 15 contro Lentella, Inzaghi dovrebbe tornare a schierare Segre titolare assieme a Ranocchia. In difesa al posto di Peda, infortunato, toccherà a Ceccaroni. È tutto, il telegiornale è finito, prossimo appuntamento alle 19, vi lascio con Adelaide Barbagallo e il nostro focus di oggi. Buona giornata.